Emessa oggi la sentenza del Tribunale di Cosenza al termine del processo per la frana di Zumpano del 2011, 3 imputati assolti perché il fatto non sussiste. La commissione d'accesso insediata dal prefetto di Catanzaro al comune di Lamezia conclude i lavori e propone lo scioglimento del Consiglio Comunale. Adesso il governo dovrà vagliare la relazione e comunicare la decisione definitiva. Il GUP di Catanzaro rinvia a giudizio 41 dipendenti della Regione Calabria coinvolti nell'inchiesta sull'assenteismo, prima udienza il 19 febbraio. Stravince il sì al referendum, Rossano e Corigliano scelgono la città unica, astensione alta, votate il 40% degli aventi diritto. Continua la carenza idrica a Renda, interi quartieri sono senza acqua da 4 giorni, i rubinetti sono a secco. Blitz interforza nella piana di Gioia Tauro per contrastare il fenomeno del caporalato, l'operazione ha dato risultati importanti. Grande festa ad Acri per la canonizzazione di Sant'Angelo, 3.000 fedeli provenienti da tutta la Calabria, il vescovo Nolè, un esempio da seguire. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque tutti assolti per la frana di Zumpano. Per i giudici del Tribunale di Cosenza il fatto non sussiste. Il pubblico ministero aveva chiesto per i 3 imputati la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione. L'episodio, la frana, risale al 2 marzo del 2011. Tutti assolti perché il fatto non sussiste e la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza al termine del processo sulla frana di Zumpano nei confronti di Claudio Carelli, ex sindaco di Zumpano, Ovidio De Ierolamo, legale rappresentante del gruppo Lidl, Carlo Simeoli della Dual Village che nell'area ha costruito l'Andromeda River. La frana si verificò il 2 marzo del 2011 quando una parte del costone venne giù. I detriti colpirono il supermercato Lidl. Erano le 7:30 del mattino, non ci furono vittime, nessuno rimase ferito. Per puro caso, per molti, per interventi fatti con scienza e accuratezza invece secondo i legali che hanno difeso gli imputati. Dopo quell'episodio la Procura di Cosenza avviò le indagini e a processo finirono i rappresentanti legali delle 2 attività commerciali coinvolte e l'ex sindaco di Zumpano. Per i 3 il pubblico ministero aveva chiesto la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione. Per gli inquirenti in quell'area non si sarebbe dovuto costruire. Da qui, secondo le accuse, la responsabilità degli amministratori e dei commercianti che avrebbero dovuto agire per salvaguardare prima di tutto l'incolumità pubblica. I legali degli imputati però hanno contestato punto per punto i capi d'accusa e oggi è arrivata la sentenza di assoluzione. La commissione d'accesso antimafia insediatasi al comune di Lamezia Terme ha concluso i lavori e ha proposto lo scioglimento del Consiglio Comunale. Adesso toccherà al governo vagliare la relazione e comunicare la decisione definitiva. La commissione d'accesso antimafia insediata dalla prefettura di Catanzaro al comune di Lamezia Terme ha proposto lo scioglimento dell'ente. Il lavoro della commissione, che si è insediata in via Perugini lo scorso giugno all'indomani dell'operazione Crisalide contro la cosca Cerra Torcaso Gualtieri scattata il 23 maggio 2017, si è concluso nelle scorse ore. A settembre era stata chiesta una proroga di 3 mesi, ma i lavori della commissione si sono conclusi prima dello scadere del termine previsto per dicembre. Un'altra tegola dunque si abbatte sull'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mascaro. Certo è solo un primo step. La relazione conclusiva è stata inviata al prefetto che a sua volta redigerà un'altra relazione entro 45 giorni da inviare al ministro dell'Interno. Toccherà adesso al governo vagliare la proposta e comunicare la decisione definitiva. Qualora dovesse arrivare lo scioglimento, per Lamezia Terme sarebbe la terza volta dopo quelle del 1991 e del 2002. A processo 41 dipendenti della Regione per assenteismo, sono accusati a vario titolo di abuso d'ufficio, falso e truffa. La prima udienza è fissata per il 19 febbraio. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro sui furbetti del cartellino della Regione Calabria venne avviata nel 2014. Le telecamere nascoste piazzate dalla Guardia di Finanza per mesi ripresero tutti i movimenti all'interno degli uffici della Regione e così gli inquirenti scoprirono che alcuni dipendenti in servizio nei dipartimenti avvocatura, attività produttive, cultura, politica energetica e bilancio e lavori pubblici timbravano il badge e si allontanavano dal posto di lavoro per dedicarsi ad attività private. Adesso in 41
31 sono stati rinviati a giudizio dal GUP di Catanzaro per i reati di abuso d'ufficio, falso e truffa. Il processo è stato fissato per il 19 febbraio prossimo. L'inchiesta fu avviata dopo la denuncia di una dipendente. La Regione Calabria decise all'epoca di licenziare 4 dipendenti, di sospenderne altri 5 e di emettere provvedimenti più lievi per altri 41 impiegati coinvolti nell'inchiesta. Poche settimane fa altri 3 dipendenti condannati in primo grado a 10 mesi di reclusione con rito abbreviato sono stati assolti dalla Corte d'Appello di Catanzaro. L'annullamento della condanna deriva dalla dichiarazione di non punibilità nei confronti dei 3 impiegati, così come era stato chiesto dal loro difensore, per la tenuità del fatto contestato. Dopo la condanna in primo grado, i 3 impiegati della Regione erano stati licenziati. Per i sostenitori del sì è un risultato storico. Corigliano e Rossano sono da oggi una sola città, lo ha stabilito l'esito del referendum. Soddisfatto il sindaco di Rossano, schierato per il sì. Prende atto del dato invece il primo cittadino di Corigliano, schierato per il no. È nata la terza città della Calabria. Rossano e Corigliano hanno detto sì alla fusione nella città bizantina. Per la città unica hanno votato 12.715 aventi diritto, 791 i no. In percentuale il dato è di 93,80% per il sì e 5,84% i contrari. A Corigliano Calabro in 7.674 hanno votato a favore, la percentuale è del 61,36%. 4.833 i contrari, pari al 38,64%. L'affluenza alle urne è stata del 44,70% a Rossano e del 33% a Corigliano. Il sindaco di Corigliano, Giuseppe Geraci, pubblicamente schierato per il no, prende atto del risultato ma ragiona sui numeri. Il risultato che non va ovviamente enfatizzato perché è un risultato molto relativo. A Corigliano hanno votato 12.000 persone su un totale di elettori di 38.000. Quindi il dato non va certamente enfatizzato. Si prende atto comunque del risultato, andiamo avanti, costruiremo insieme questo progetto. Il sindaco di Rossano, Mascaro, schierato invece pubblicamente per il sì, guarda avanti e spiega i passaggi della nuova fase. Ora si passa naturalmente a quello che abbiamo detto, più uno studio di fattibilità, cioè si chiamerà osservatorio, coordinamento, cabina di regia. Io non lo so, però è chiaro che dovranno essere prese in esame una serie di situazioni per poter poi arrivare all'approvazione della legge definitiva, perché stiamo lavorando su una proposta di legge, e dopodiché ci sarà la nomina del commissario. Quali sono i tempi? Non competono a me dirlo oggi, l'importante è che il progetto è stato iniziato e noi speriamo di compierlo nei giusti tempi, nei giusti modi. Dopo la Mezzia Terme e Casali del Manco nasce la città di Corigliano Rossano, che conta 77.000 abitanti. Torniamo ad occuparci della carenza idrica a Rende. Interi quartieri sono ancora senza acqua. Sentiamo Anna Franchino. Rogis, Villaggio Europa ed Arcavacata sono le zone di Rende dove da 4 giorni i residenti lamentano la mancanza di acqua all'interno delle loro abitazioni. Da giorni il nostro centralino squilla incessantemente, raccogliamo l'esasperazione di famiglie ma anche esercizi commerciali che sono costretti a fronteggiare una situazione davvero drammatica. Il comune di Rende, interpellato dai cittadini scontenti ed arrabbiati, passa la patata bollente a Soricar e acque potabili, anche se dai nostri studi l'assessore all'ambiente Ziccarelli aveva annunciato l'aumento dell'erogazione di 20 litri al secondo, un incremento che evidentemente non basta a sanare le criticità registrate in diversi quartieri. La Soricar invece ha sempre parlato di problema cronico, acuito negli ultimi tempi e che determina una riduzione della portata idrica con conseguenti problemi nella distribuzione nei territori. La mancanza del prezioso liquido sta gettando nella disperazione i cittadini rendesi, costretti a far fronte ai disagi ancora più gravi laddove ci sono bambini ed anziani. Carenza idrica che molto spesso mette a rischio anche le condizioni igienico-sanitarie delle zone più colpite. Quello che chiedono è dare certezza sugli orari di fornitura e prendere provvedimenti per equilibrare i flussi fra quartieri e quartieri. Infatti alcune zone come Commenda rappresentano un'isola felice e non hanno mai sofferto la grande sete.
Alcuni telespettatori hanno provato a chiedere spiegazioni anche ad Acque Potabili e ci hanno riferito di aver incontrato difficoltà a ricevere risposte esaudienti. Ci abbiamo provato anche noi ed ecco com'è andata. Siete in linea con la società Acque Potabili Servizi Idrici Integrati. Per parlare con la direzione, premere 1. Per parlare con l'ufficio tecnico, premere 2. Per parlare con il tecnico addetto alle reti idriche dei comuni di Rende e Castrolibero, premere 1. Nella piana di Gioia Tauro, operazione interforze contro il caporalato, 44 le persone controllate e 3 le aziende perquisite, elevate multe per 118.000 euro. Una nuova operazione interforze per contrastare il fenomeno del caporalato nella piana di Gioia Tauro non è la prima e non sarà neanche l'ultima azione di intervento per snidare chi si fa portatore e complice di questa piaga sociale. Al blitz interforze con servizi mirati hanno partecipato gli agenti del commissariato di polizia di Gioia Tauro, diretti dal primo dirigente Diego Trotta, i carabinieri, la Guardia di Finanza, l'Ispettorato del Lavoro e la Polizia Provinciale, ora Città Metropolitana, un fenomeno che trova terreno fertile soprattutto in questo periodo nella fase iniziale della campagna di raccolta agrumicola che interessa migliaia di lavoratori extracomunitari, molti dei quali residenti nella tendopoli di San Ferdinando. I controlli infatti sono stati finalizzati ad accertare l'impiego di manodopera di lavoratori in nero da parte delle aziende agricole operanti nel settore ortofrutticolo, della coltivazione e della raccolta degli agrumi. Sono stati effettuati servizi di appostamento lungo le strade statali che attraversano i comuni di Gioia Tauro, Rosarno e Melicucco e nell'ambito di questa azione di contrasto al fenomeno nel territorio di Serrata, vicino Rosarno, è stato fermato un furgone Fiat Doblò al cui interno erano presenti 6 migranti fatti salire a bordo poco prima e destinati alla raccolta delle olive. Successivamente sono state controllate 44 persone, 3 aziende ed elevate 5 sanzioni amministrative per un totale di circa 118.000 euro. Nello specifico sono state controllate 2 aziende agricole di Melicucco e una con sede a Laureana di Borrello. Nell'ambito della stessa attività inoltre sono state effettuate 44 perquisizioni personali alla ricerca di armi. I controlli, fanno sapere le forze dell'ordine, proseguiranno anche nei prossimi giorni. Il fiato sul collo delle istituzioni su chi viola la legge e calpesta i fondamentali diritti umani e le regole del lavoro è forte e costante, ma forse un'occhiatina anche per gli italiani sfruttati nel campo del lavoro non guasterebbe. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Ancora una volta la 106 Ionica si conferma strada della morte. A perdere la vita una bimba di 6 anni in un incidente stradale avvenuto a Cironmarina, in località Boldito. La bambina era a bordo di un'automobile condotta dal padre e sulla quale viaggiavano anche la madre e la sorella maggiore. Secondo una prima ricostruzione, il conducente ha perso il controllo del mezzo, forse per evitare di investire un animale che stava attraversando la carreggiata, finendo contro la barriera di protezione. La bambina è morta sul colpo, mentre i genitori e la sorella sono rimasti feriti e sono stati trasportati nell'ospedale di Crotone. Le loro condizioni comunque non sarebbero gravi. Ancora ignote le cause del fumo sprigionato in galleria nella zona di Piscopio nel Catanzarese, che sabato ha bloccato il traffico per ore sulla SS 106 e che ha creato preoccupazione fra gli automobilisti. Sul posto era presente anche il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, che ha segnalato immediatamente il problema. Secondo una prima ipotesi, probabilmente il fumo si è generato da prodotti e sabbia usati per pulire i residui di un incidente avvenuto sabato mattina sull'arteria. Dopo circa un'ora la circolazione è ripresa regolarmente. Hanno protestato davanti gli imbarcaderi di Villa San Giovanni per sollecitare la loro assunzione nel corpo i lavoratori precari dei Vigili del Fuoco di Calabria, Sicilia e Basilicata. La protesta, organizzata dall'Unione Sindacale di Base, ha creato disagi e rallentamenti agli automobilisti in procinto di imbarcarsi sui traghetti diretti in Sicilia. I manifestanti hanno contattato il capo di gabinetto del ministro Marianna Madia per chiedere un intervento risolutivo della loro vertenza. E il
Il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, su delega del Ministro dell'Interno, ha disposto l'accesso nel comune di Siderno per accertare l'esistenza di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso nelle attività dell'ente. Ha nominato il prefetto tra l'altro anche la commissione che si è insediata proprio questa mattina. Cambiamo decisamente argomento, una grande festa ad Acri per la canonizzazione di Sant'Angelo. Sono stati oltre 3.000 i fedeli che hanno partecipato alla solenne celebrazione di ringraziamento per la canonizzazione di Sant'Angelo d'Acri, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Francesco Nolè. Il presule, nel corso della sua omelia, ha sottolineato l'attualità di Sant'Angelo e ha esortato i fedeli a seguirne l'esempio. L'attualità di Sant'Angelo è proprio vivere il Vangelo. Chi vive il Vangelo vive la vita vera, la vita di Dio, perché vive nell'amore. E allora penso che, come stiamo dimostrando in questi giorni di essere così uniti, così propositivi, così organizzati, così dobbiamo fare in tutti gli ambiti della società civile. La malavita si sconfigge con la vita buona. A celebrare insieme al vescovo c'erano tanti sacerdoti e soprattutto frati cappuccini provenienti da tutta la Calabria. A dare il benvenuto ai fedeli presenti e alle autorità intervenute è stato il rettore della Basilica, padre Francesco Donato, che ha posto l'accento sul coraggio e la forza di Sant'Angelo. Sant'Angelo d'Acri è il santo del coraggio, perché ha avuto davvero quella forza di ricominciare anche quando tutto sembrava finito. Non dimentichiamo che l'inizio della sua vocazione è stato un inizio molto tormentato, non riusciva a comprendere la volontà di Dio, aveva molti dubbi, incertezze, tentazioni, titubanze, però il coraggio, no, della fede, quel coraggio di osare, che poi è il messaggio che manda a ciascuno di noi, manda ai giovani, alle nuove generazioni, il coraggio di osare e di lottare per realizzare il proprio sogno. L'Istituto Pezzullo di Cosenza ha organizzato il Global Expo, una manifestazione voluta dall'UNESCO per sensibilizzare i ragazzi su temi importanti come l'ambiente, la sicurezza e la tolleranza. 7 le scuole interessate. 7 scuole cosentine per un progetto lanciato dall'UNESCO, 6 istituti che insistono su Via Popilia e il Liceo Fermi, ospite dell'iniziativa, che hanno messo a frutto competenze e idee per lanciare messaggi volti a costruire una città sicura, inclusiva e sostenibile. È stato il Pezzullo a fare gli onori di casa, invitando le altre scolaresche a presentare i propri progetti. Ecco il quartiere immaginato dagli studenti, un'area pulita e verde, grazie a un sistema di raccolta differenziata che prevede lo smaltimento dell'organico sul posto. Abbiamo cercato di riprodurre una rivisitazione dei cassonetti della differenziata, creando sempre gli stessi cassonetti classici, ovvero metallo, carta, vetro e plastica. In più abbiamo inserito l'organico, nella quale una volta buttati i materiali organici e questi ultimi andranno a decomporsi e quindi a fertilizzare per il terreno soprastante. Entriamo in altre classi e scorgiamo il video prodotto dall'Istituto Serra attraverso gli occhi, dedicato al superamento del concetto di diversità. È un progetto che abbiamo realizzato noi l'anno scorso, di cui abbiamo vinto il primo premio su 700 persone della Regione Calabria. Parla della diversità, trattano principalmente i punti 10 e 11, cioè non più alla disuguaglianza, e i posti in cui abitiamo. Sono 17 gli ambiti indicati dall'UNESCO in cui sono cimentati gli studenti. Prevale la sostenibilità ambientale, un tema sentito dalle giovani generazioni, per fortuna. Pezzullo ha semplicemente avuto quest'idea di mettere tutti insieme e di far vedere alle personalità che sono preposte a cambiare le cose per il bene di questi ragazzi, oggi e non domani, ha avuto appunto l'idea di mettere tutti insieme su un tema che ormai è diventato pressante, che è quello dello sviluppo equo e sostenibile. Si è concluso a Cosenza il Salus Fest, l'evento dedicato alla salute e al benessere.
Un convegno sulla dieta mediterranea ha chiuso il Salus Fest, la 3 giorni dedicata alla salute e al benessere promossa dal comune di Cosenza, un brand su cui puntare, come ha affermato il primo cittadino Mario Chiuto, che ha candidato Cosenza a città della salute grazie anche ai tanti interventi sul tessuto urbano. La giornata domenicale ha offerto anche la possibilità a centinaia di cittadini di partecipare ad una passeggiata della salute che ha attraversato tutta la città. L'associazione Cosenza a Cuore ha poi consegnato 12 defibrillatori alle scuole cosentine. Il problema dell'arresto cardiaco extraospedaliero è un problema rilevante e sebbene molto più raramente che negli adulti può capitare anche nei giovani, abbiamo pensato di essere di supporto alla comunità fornendo altre 12 scuole, perché già 12 le avevamo dotate 2 anni fa, di un defibrillatore semiautomatico, un apparecchio salvavita in caso di arresto cardiaco. Nelle sue 3 giornate il Salus Fest ha proposto incontri sullo stato della sanità calabrese, sulle politiche urbane per la salute, i corretti stili di vita, l'alimentazione, la prevenzione, lo sport e il volontariato. Spazio anche ai più piccoli, con uno spettacolo sulla sana alimentazione. Visitatissimo il villaggio della salute nella Villa Vecchia, dove è stato possibile donare il sangue, assistere a dimostrazioni di primo soccorso ed avere consulenze. E proprio grazie ad uno screening gratuito, un giovane studente ha scoperto di soffrire di diabete ed è stato, per le sue condizioni ignote anche alla famiglia, subito portato in ospedale. Ma nel villaggio della salute c'era anche spazio per le attività sportive, laboratori di cucina e degustazione di prodotti a chilometro zero. Il Salus Fest, che ha ricevuto anche gli apprezzamenti del Ministro della Salute, avrà certamente un seguito. E adesso la pagina sportiva. La strada del rilancio non è certo completata, anzi il Cosenza l'aveva imboccata sin da subito con Piero Braglia, ma si trattava del frutto dell'onda emotiva seguita al cambio in panchina. Poi, dopo le 2 buone prestazioni con Catania e Regina, la brusca ricaduta nel match con la Casertana e la pausa che ha permesso ai rossoblù di lavorare sodo, ma li ha anche relegati all'ultimo posto in classifica. Una situazione psicologica che si è avvertita nell'approccio alla gara con il Bisceglie. I lupi hanno faticato a scrollarsi di dosso timidezze e paure e neanche il rigore concesso per il contrasto tra Petta e Mungo e trasformato da Luiso ha liberato completamente il Marulla dai fantasmi delle prestazioni precedenti. Il pareggio degli ospiti avrebbe potuto creare ulteriori problemi, ma evidentemente il Cosenza stavolta ha saputo reagire. La ripresa ha mostrato la faccia migliore della squadra di Braglia, che non ha avuto difficoltà a prendere il sopravvento sui pugliesi, ha costruito occasioni e ne ha concretizzata una, grazie al guizzo di Statella, alla caparbietà di Mendicino e alla furbizia di Mungo, che sa essere decisivo. La capolista Lecce attende il Cosenza, quello con l'abito migliore si intende, perché la strada del rilancio passa anche da gare come questa, difficili ma non impossibili. Io quello che vedo è che ogni tanto gli ultimi 20 minuti c'è qualcuno fa fatica a finire la gara. È lì che dobbiamo migliorare noi, oltre che allo stare in campo, però dobbiamo migliorare lì, perché non si può tutte le volte cambiare dei giocatori perché sono stanchi o perché hanno da... Io capisco la loro generosità, però vuol dire che qualche cosa in più dobbiamo fare, dobbiamo lavorare in una certa maniera, lo stiamo cercando di fare, però tenendo presente che ora è lunedì andiamo a Lecce, poi giochiamo sabato, poi martedì, poi è un po' un problema, però alibi a nessuno, lavoriamo e vediamo che succede. Un gol da Cineteca di Marino per spaventare il Monopoli e tentare il secondo colpaccio esterno in campionato. Poi la classica dormita che ha consentito ai padroni di casa di pareggiare con Genchi. La Regina fa il mea culpa e si rimprovera una disattenzione pagata a caro prezzo. Il punto conquistato in Puglia è comunque un buon risultato che mantiene gli amaranti in una posizione di assoluta tranquillità, un elemento indispensabile per affrontare il Catania al Granillo nel prossimo turno. Mi dispiace che abbiamo fatto 35-38 minuti di ottimo calcio, molto presente nella metà campo avversaria, fuori casa, quindi un calcio di pressione su un campo non bellissimo e abbiamo sbagliato forse qualche passaggio, qualche ripartenza di troppo, però abbiamo anche gestito, abbiamo fatto un gran gol, abbiamo gestito bene alcune situazioni di gioco, purtroppo non dovevamo passare più minuti senza subire il pareggio perché è stato un pareggio proprio un'ingenuità pazzesca. Naviga, vede spiegato il Rende, che si nutre del proprio entusiasmo e vince anche contro avversari spigolosi come la Paganese. Il gol di Rossini ha regalato altri 3 punti biancorossi di Trocini, che predica calma e prepara il match con la Juve Stabia, la prima al Menti per le Vespe di Caserta. Avevo la speranza, la convinzione che potessimo essere una squadra fastidiosa da incontrare e questo lo stiamo rispettando e ne siamo felicissimi. È anche vero che non siamo neanche un terzo di campionato, quindi fare questi discorsi
quasi come un voler tirare le somme è prematuro assolutamente. Ci godiamo questa vittoria, ci godiamo questi 14 punti che sono in questo momento per noi un bel gruzzoletto e rimaniamo terribilmente piantati a terra con i piedi. E in chiusura le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Una perturbazione a carattere freddo sta scivolando lungo l'Adriatico e sui Balcani, apportando anche sul nostro territorio instabilità ed un sensibile calo delle temperature. Andiamo a vedere quindi le mappe in dettaglio. Domani ancora nubi sparse, con addensamenti sui versanti orientali di Pollino, Sila, Crotonese e basso versante tirrenico. In queste zone saranno possibili anche locali piogge. Temperature in ulteriore calo e sotto le medie del periodo. Andiamo ad analizzare ora invece il comportamento di mari e venti. Domani mari agitati, con venti forti di tramontana. Per ulteriori dettagli vi invito a consultare il sito internet www.meteoincalabria.it. È tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione e buona serata.